io sono Alessandro, in realtà sono Emanuele e vivo qua ormai da 30 anni. Io arrivo da provincia di Milano, ma perché mio papà era venuto qua, un suo collega di lavoro era originario di Saletto e, e allora era venuto qua a trovarlo. I vecchi proprietari di questo posto stavano vendendo, lui aveva rilevato con un socio l'albergo. Noi ci siamo conosciuti qua perché lei, la sua nonna era di Acilia, perciò lei, la sua famiglia ha la casa qua e lei veniva in vacanza qua. Cioè, anch'io sono nata in Lombardia, nella provincia di Lecco, però sono sempre venuta qui in vacanza perché qui c'era la casa della nonna e della bisnonna. Quindi tutte le mie estati erano qui ad Acceglio e ho conosciuto lui che avevo 15 anni. Eh, No! sì. Comunque ci siamo conosciuti da giovani. Io ti sono subito piaciuta, tu no. E dopo Diciamo, un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni mi sei piaciuto anche tu. hai visto? Cioè, il nostro concetto di nido è l'essere, diciamo, un posto dove arrivi con diciamo, con un'aspettativa, dove sai di poter tornare perché hai bisogno di quella coccola, ma nello stesso tempo è anche un punto da dove uscire volentieri per esplorare. Quindi vogliamo essere un po' quello, essere il nostro punto di partenza e di arrivo. La gente esce con i nostri consigli su cosa andare a vedere, possono essere camminate, giri in bici, escursioni. Ritornano, hanno voglia di raccontarci la loro gita, noi chiediamo sempre un po' com'è andata, sapere che uno viene qui, si fa la sua gita, poi torna, è coccolato, mangia bene, può scegliere tra i vini del territorio, perché la giornata qua finisce con un bicchiere di vino, un digestivo, 2 chiacchiere sulla gita, finché poi si va tranquilli a dormire, si chiude la finestra, si guarda fuori, si sente proprio un silenzio assoluto